molto intenso, soprattutto vissuto, perché così è, perché se no non sarebbe un consiglio comunale, ovviamente con gli alti e bassi come in tutte le amministrazioni succede, ma noi siamo molto contenti di aver portato avanti tutti i progetti che evidentemente avevamo già nel nostro programma. È soddisfatto il presidente del Consiglio Comunale di Padova, Antonio Foresta. Chiude il 2025 con 17 sedute del Parlamentino di Palazzo Moroni, 96 le delibere approvate, di cui 11 di competenza del Consiglio e 7 dalla Giunta, oltre a 30 mozioni, per un totale di 116 ordini del giorno. Nel corso delle sedute anche il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Gino Gerosa. Credo meritato, visto e considerato anche che adesso il professore è assessore regionale alla sanità e quindi abbiamo qualcuno che sicuramente nel campo è in grado di darci qualcosa in più. Non tutto rose e fiori però, perché per il presidente Foresta è necessario rivedere il gettone che viene assegnato ai consiglieri comunali, il più basso tra le grandi città del Veneto. Mi sembra un po' di rivedere quello che i medici padovani degli ospedali ci dicono, no? Treviso e Verona davanti, e ancora una volta corrisponde anche al discorso dei gettoni presenza, perché noi siamo ancora rimasti a più di 20 anni fa, quelli erano e quelli sono rimasti, 44,90 lordi per ogni seduta, e voi capite che è una questione di dignità, non è per avere stipendi o non stipendi, è una questione proprio dignitosa, perché uno quando finisce il consiglio, se vuole andare a mangiare una pizza, quasi quasi tra poco ci debba rimettere. Insomma, credo che non sia giusto e opportuno.